Dall'avvio nel luglio 2022 del piano operativo Back in Venice, attraverso l'utilizzo del sofisticato software per identificare strutture ricettive non in regola, grazie alla collaborazione tra Guardia di Finanza, Polizia Locale, incrocio dati con la Regione, ne sono state scoperte 134 completamente abusive. L'altra grande novità è che in precedenza questa attività era focalizzata esclusivamente sul centro lagunare e su Mestre e che invece per l'estate 2023 è stata estesa a tutte le principali località balneari turistiche della provincia, quindi da Caorle, Bibbione, Jesolo, Cavallino Treporti fino a Eraclea fino ad arrivare a Chioggia. Il caso più eclatante riguarda un B&B a Venezia che ha omesso dichiarazione di ricavi per oltre €500.000 e IVA dovuta per oltre €156.000. I militari inoltre hanno ricostruito ricavi non dichiarati per 2 locazioni pari a €209.000, mentre in un terzo caso è stato individuato un B&B con ricavi non dichiarati per oltre €79.000. Tutte le strutture interessate risultano gestite da residenti in città e qualcuno ha anche provato a fornire spiegazioni alquanto singolari. C'era un locatore che aveva omesso di mettere la targhetta e insomma fa ricorso dicendo che lui avrebbe voluto tanto metterla ma il condominio non gli ha consentito di farlo. E allora noi, per carità, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, e abbiamo detto esibisci il verbale di condominio e capiamo la situazione. Leggendo il verbale di condominio è venuto fuori che il soggetto era il proprietario di 2/3 del valore condominiale e che presiedeva l'assemblea e ha proposto lui stesso di respingere l'autorizzazione. Diciamo una giustificazione simpatica. Durante questi controlli sono stati individuati anche 6 lavoratori in nero, con sanzioni amministrative per circa €27.000 e la comunicazione ai competenti uffici dell'INPS per l'eventuale sospensione dell'attività. Denunciati infine 20 gestori per non aver comunicato all'autorità di pubblica sicurezza i nominativi dei clienti alloggiati.